Benvenuti a questa edizione straordinaria del telegiornale di Zwischenberg Channel, ancora una volta, ancora qui, sempre a Padova, un ennesimo nubifragio. Dopo un mese di luglio, molto piovoso, in cui quasi tutti i giorni ha piovuto con forti piogge, nubifragi che noi abbiamo commentato, anche il mese di agosto sembra non iniziare bene. Queste sono le immagini che ci vengono riproposte dai nostri inviati alla Mandria e come possiamo vedere il vento e le raffiche sono molto forti. In centro a Padova il risultato è stata la caduta di alberi e rami nel manto stradale. Queste sono le immagini appunto del nubifragio che ha flagellato Padova verso le tre, ma anche i comuni limitrofi. Come possiamo vedere, oltre all'acqua e la grandine, c'è anche il vento che appunto con questi tre elementi la miscela è stata letale e come tutte le volte stanno appunto mettendo a seria prova la pazienza dei padovani. Ci viene informato che anche a Brusegana sono stati presenti allagamenti nonostante i tombini fossero stati ripuliti proprio questa settimana. Questa comunque è sempre la mandria dei nostri due inviati sul posto. Un nubifragio che comunque come al solito non è durato molto, ma quei pochi minuti, una decina, una ventina, sono bastati per allagare tutta la zona. Come possiamo vedere questa è una strada interna e appunto è stata subito allagata, i tombini hanno smesso di scaricare dopo poco poiché l'acqua era veramente tanta. Questo doveva essere un tombino, qui è appena dopo quando era finito. Bene, io vi saluto sperando di non dover fare altri straordinari. Ci sentiamo giovedì.